Jean-Pierre? Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori, bentrovati alla prima puntata di questa settimana di Auto da Fè. Buongiorno e ben ritrovato anche all'avvocato Fabio Schembri, che saluto e che ringrazio. Buongiorno a tutti, buongiorno, grazie. L'avvocato Fabio Schembri, come sapete, difende con Luisa Bordeaux, con l'avvocato D'Ascola e l'avvocata Patrizia Morello, Olindo Romano e Rosa Bazzi. Avvocato, ci ritroviamo perché sono emersi, rispetto all'ultima volta in cui ci siamo trovati, sono emerse alcune novità che sono state portate da un programma giornalistico, quello delle Iene, da Max Andretta e Francesco Priano e i loro collaboratori, che hanno messo insieme una serie di fatti ancora nuovi rispetto alle numerose novità delle quali si sarebbe dovuta occupare in sede di revisione la Corte d'Appello di Brescia. Abbiamo già avuto modo di illustrare che il fatto che quelle numerose novità siano state completamente bypassate. Si sono aggiunte altre novità, tra le quali una serie di dichiarazioni fatte da un testimone che voi avevate sottoposto all'attenzione della Corte d'Appello di Brescia in quanto portatore di elementi nuovi, e che la Corte d'Appello di Brescia aveva incredibilmente dichiarato che fosse già stato sentito, quando non era mai stato sentito prima. Sto parlando di Abdi Kais, che era uno degli appartenenti al gruppo di spacciatori tunisini che gravitavano su Erba e Nerone ed era anche residente nell'appartamento della strage. Sapeva di prima fonte tante cose che ha dichiarato, tante altre ne ha aggiunte. Allora, io faccio una piccola premessa, poi entriamo nel merito delle novità che sono emerse e chiedo una sua valutazione. La premessa ha a che fare con ciò che hanno argomentato a suo tempo, incredibilmente, anche secondo un autorevole magistrato, del quale poi parleremo, il dottor Tarfus, che su questo punto ha argomentato in un suo esposto denuncia, del quale poi magari brevemente ritorneremo a parlare per chiede di riaprire questa storia. Ecco, la Corte d'Appello di Brescia ha detto che tutto quello che arriva da dichiarazioni o approfondimenti di natura giornalistica non ha dignità di notizia, tantomeno di notizia criminis, di notizia di reato. In questo caso allora come la mettiamo? Visto che molte delle novità sono state raccolte proprio attraverso il lavoro giornalistico. Da che mondo è mondo il lavoro giornalistico fornisce notizie che possono essere degne di approfondimento anche sotto il profilo penale, no? La famosa notizia criminis. In questo caso come la mettiamo? Questo principio che ha stabilito la Corte d'Appello di Brescia e che non ha censurato la Cassazione, per cui se la cosa arriva da una dichiarazione a un giornalista non la consideriamo nemmeno, è entrato nella giurisprudenza italiana in maniera costante e ferma o è una delle tante anomalie del caso Erba? Diciamo che è una novità, quindi non è contemplata dal panorama giurisprudenziale italiano perché naturalmente un'intervista giornalistica piuttosto che un filmato, quindi sono degli elementi, possono essere considerati, o meglio, sono considerati degli elementi di prova documentali e quindi entrano spesso nei processi. Pensi un po' che nel processo, posso fare anche il caso concreto di Erba, in primo grado è addirittura entrato un libro quale fonte di prova. È stato anche poi ascoltato in dibattimento l'autore che diciamo, ha confermato lo scritto. In questo caso però era la pubblica accusa che portava quell'elemento che è stato considerato a tutti gli effetti un elemento di prova. Ecco. Cioè, quindi così come in tantissimi altri processi, adesso la strage di Erba proprio per questo caso è emblematico, insomma, al contrario invece plurime interviste giornalistiche dove era stato prodotto tutto il girato, diciamo, dell'intervista, quindi sia l'audio sia il video, ed era stata richiesta l'audizione di coloro i quali effettuarono quell'intervista, quindi del giornalista stesso, ed era stata anche richiesta in dibattimento sostanzialmente l'audizione anche di chi venne intervistato. Quindi di fatto ormai diciamo, sappiamo tutti che la prova si forma in dibattimento, quindi è chiaro che quando si va a fare una revisione, così come quando si sostiene un'accusa per un giudizio di primo grado,
cioè abbiamo all'origine solo e soltanto degli elementi che, perché possano diventare prove, devono sostanzialmente essere assunte in un processo, quindi nel contraddittorio delle parti, quindi tramite l'esame, il controesame, il riesame del test del consulente che deve essere diciamo escusso proprio perché quell'elemento, quindi quella conoscenza che lui porta in un processo possa diventare una prova a carico piuttosto che una prova a discarico, insomma, dell'imputato o del condannato nel caso della revisione, che poi allorquando viene emesso il decreto di citazione a giudizio, così come ha emesso la Corte d'Appello di Brescia, ridiventa imputato. Ecco, quindi che cosa posso dire su quelle sentenze che la sentenza di Brescia che poi non è stata annullata dalla Corte Suprema di Cassazione? Io personalmente mi sarei aspettato un annullamento, avrei scommesso sull'annullamento perché insomma diciamo per non annullare quel pronunciamento, il pronunciamento di Brescia, ci si doveva porre in contrasto diciamo con una pletora di sentenze che in casi analoghi, laddove diciamo nei casi di revisione, in caso di assenza di contraddittorio per la formazione della prova, così come è avvenuto a Brescia, aveva annullato quelle sentenze. Quindi abbiamo una sentenza che diventa isolata, un unicum. Sì, isolata, che in modo restrittivo è stato trattato l'istituto della revisione, e non solo restrittivo è stato l'istituto della revisione, ma anche in modo sui generis, diciamo, si è considerata la funzione del processo, cioè un processo dove il contraddittorio per la formazione della prova, che è diverso dal contraddittorio orale, insomma, dove uno disquisisce una volta raccolta la prova, quindi sulle ragioni dell'uno piuttosto che quelle dell'altro. Quindi, però, in assenza dell'assunzione diretta, è chiaro che uno potrà dire che un test è attendibile, l'altra parte potrà dire no, inattendibile, come se fossimo al bar dello sport, insomma, no? L'attendibilità naturalmente deve essere vagliata di un testimone così come di un consulente, diciamo la scienza di un consulente, se è corretta o non è corretta, tramite quelli che sono gli strumenti tecnici che il legislatore mette a disposizione per il contraddittorio, cioè l'esame, il controesame, l'eventuale riesame, e cioè quello che prevede il codice. Questo non è avvenuto. Quindi è chiaro che diventa un unicum, e oserei dire, ma in questo caso diciamo, mi sembra di poterlo dire, che alla fine, nonostante vi siano state ben 3 udienze durate lunghe ore e ore e ore, quindi si è rimasti in superficie. Quindi è stato, diciamo, una valutazione estremamente superficiale, e altrettanto superficiale è la sentenza, il provvedimento che ha emesso la Corte di Cassazione, perché in assenza dell'assunzione di quegli elementi più o meno nuovi, al di là, noi ritenevamo che fossero tutti nuovi gli elementi che abbiamo portato, però in assenza della assunzione di quegli elementi è chiaro che poi qualsivoglia giudizio resta in superficie. Ecco, valutazione, perché uno li valuta su che cosa? Senza scartare la confezione sostanzialmente, certo. Quindi non si saprà mai cosa c'era dentro. Allora, lì c'erano 4 elementi, no? A mio modesto avviso, mi corregga lei se sbaglio. Il primo, dei testimoni nuovi, non solo Abdi Kais, ma anche l'ex rappresentante delle forze dell'ordine, polizia giudiziaria, carabiniere Tartaglia, su fatti molto delicati, che andavano appurati. Sì. I 2 testimoni li lasciamo fuori, perché hanno parlato con i giornalisti, non serve sentirli. Addirittura di uno si dirà che era già stato sentito, quindi si attesta una cosa non vera nella sentenza, perché Abdi Kais non fu mai sentito, contrariamente a quello che scrive la Corte d'Appello in sentenza. E dice una cosa falsa, no? Possiamo dire.
Non vera, non rispondente al vero. Non rispondente al vero, perché Abdicais, a differenza di quanto non fu mai stato, ascoltato da diciamo, osservato nei provvedimenti, in particolare dalla Corte di Cassazione, non è mai stato sentito, nel senso che quindi si dice Abdicais noi non lo ascoltiamo, non deve essere ascoltato perché è già stato sentito nelle precedenti fasi e dunque non costituisce una prova nuova. Però diciamo è il nucleo che è errato, perché Abdicais invece non venne mai ascoltato da nessuno e quindi costituiva a tutti gli effetti una prova nuova. Quell'altro non lo ascoltiamo comunque a prescindere, perché comunque... È là quello che dicevo prima, è come se a priori si valuta l'attendibilità piuttosto che l'inattendibilità di un testimone che nessuno però ha ascoltato, se non in questo caso la difesa, e quindi avrebbero dovuto ascoltarlo in dibattimento. Sulle confessioni voi avete portato novità importanti, perlomeno sicuramente da approfondire e da vagliare in un nuovo processo, con fior di consulenze tra i migliori esperti delle questioni relative alla psicologia forense. Sulla testimonianza di riconoscimento di Olindo da parte del signor Frigerio, pure un monumentale lavoro fatto, coordinato dal professor Sartori con tanti altri. E sull'altro aspetto della traccia ematica, anche lì c'erano novità clamorose da approfondire e da valutare, perché le ha portate il dottor Capra e altri. La traccia ematica nessuno l'ha mai vista, e c'è stata una clamorosa numerazione che avrebbe portato addirittura alla statuizione che prove alla mano, esame del sangue alla mano, il sangue lì non c'era. Però tutte queste cose qui erano cose che dovevano essere discusse. Quindi abbiamo eliminato le 3 questioni nuove, tantissime questioni nuove relativamente alle 3 prove fondamentali: traccia ematica, confessione e riconoscimento. I testimoni che raccontano cose nuove non li sentiamo, allora me mi deve spiegare per quale motivo abbiamo speso appunto 3 lunghe udienze a Brescia chiacchierando come al bar. E questo, diciamo, non lo so, posso immaginare, però diciamo non do risposte, lascio tutto alla mia immaginazione. Certo è che è stata fissata un'udienza, quindi non siamo stati noi a fissarla, quindi si è dapprima eventualmente vagliato, seppur implicitamente, l'ammissibilità della richiesta di revisione, perché le richieste di revisione possono essere anche dichiarate inammissibili senza fissazione di udienza alcuna. Possono essere eventualmente fissate delle udienze, si dice, in camera di consiglio per vagliare solo e soltanto l'ammissibilità, e invece la Corte d'Appello di Brescia ha scelto di fissare delle udienze pubbliche e quindi un dibattimento. È anche vero che poi la legge dice che in qualsiasi fase si può dichiarare l'inammissibilità di una richiesta di revisione. Però a fronte di una fissazione di un'udienza pubblica, ma soprattutto a fronte delle argomentazioni che la Corte d'Appello ha invitato ad argomentare sia sull'ammissibilità sia sul merito, a quel punto ci saremmo aspettati quello che nella normalità sarebbe dovuto avvenire, ovvero che venissero assunte le prove che avevamo proposto tramite la richiesta di revisione, quindi che venissero sentiti i nostri 15 consulenti, i nuovi testimoni, in questo caso Abdicais e anche l'ex maresciallo dei Carabinieri, e altre prove, i giornalisti, colui il quale ebbe a repertare la traccia ematica fantasma che sarebbe stata rinvenuta sul battitacco, ma che, come diceva lei, che nessuno ha visto. Ma io dico di più, posso dire che ci sono degli elementi che a questo punto però inespressi nel corso del dibattimento, perché nessuno li ha assunti, che in un certo senso addirittura vanno a provare che quella traccia ematica su quel battitacco non c'è mai stata. Al di là che non si vede, quindi noi avremmo dovuto fare e abbiamo sempre fatto, diciamo così, un atto di fede, noi ci crediamo a questa traccia fantasma,
come lo Spirito Santo. Però voglio dire, in ogni caso si sono in qualche modo sono stati sviluppati ulteriori elementi tecnici che dimostrativi del fatto che su quel battitacco una traccia ematica non c'è mai stata. Può essere un errore umano, può essere altro ancora, io questo non lo so, l'avrei voluto sapere ed accertare. Quello che diciamo mi lascia un attimino costernato è che solo dal lato della difesa si vogliano in qualche modo chiarire determinati fatti, fatti che avrebbe dovuto chiarire al di là della colpevolezza, dell'innocenza, chiarire, io penso, l'autorità giudiziaria. Ma si è sempre in tempo. E poi ci ritorneremo sopra, perché a sollecitare l'autorità giudiziaria è intervenuto anche un ex magistrato di cui parleremo, no? Con la sua esposto denuncia, quello Tarfus. Ma io vorrei tornare a questo punto alle novità che sono emerse anche dopo la conclusione, per il momento, della vicenda di revisione, anzi la vicenda di revisione a Brescia si è conclusa. Sì. Con quel non vogliamo approfondire niente, io lo traduco volgarmente, che la Corte ha statuito e la Cassazione ha timbrato. Però i fatti sono fatti e continuano, diciamo così, a valere. Anzi, si sono arricchiti di ulteriori dichiarazioni. Il testimone Abdi Qais, il potenziale testimone, quello che la Corte ha detto che era stato sentito ma non era mai stato sentito, e tantomeno a Brescia, ha aggiunto altre dichiarazioni. Ne ha fatte di ulteriori, ma sai che cos'è? Che sono sulla scia perfettamente di quelle che aveva fatto in vista della revisione, che voi avete utilizzato per la revisione. Sono perfettamente in scia rispetto al discorso dello spaccio di droga, rispetto al discorso di rivalità fra bande di spacciatori, e rispetto, ha aggiunto un altro dato ulteriormente inquietante e da approfondire, ovvero che l'attività di spaccio coinvolgeva e riguardava anche fior di esponenti della bella società erbese e delle forze dell'ordine. Questo ha aggiunto. Andate a vedere chi erano i nostri clienti, a chi cedevamo la droga e cosa succedeva quando ce la sequestravano. Qui tocchiamo un altro aspetto, ne parleremo a parte, perché questo è un altro punto che merita una trattazione a parte. Però ha fatto i nomi il signor Abdi Qais dei clienti, tra i quali anche esponenti e figli di esponenti delle forze dell'ordine. Questo getterebbe una nuova luce sul perché la pista dello spaccio di droga sia stata liquidata in maniera estremamente rapida, mi consenta di dire, avvocato Schembri, no? Perché se c'erano coinvolgimenti di esponenti delle forze dell'ordine o di figli di esponenti delle forze dell'ordine, e comunque di personalità di spicco della società erbese, da tutte conosciuti, evidentemente quella pista lì risultava molto più urticante, fastidiosa, che non la pista che poi si è seguita. A lato di questo io rimango sempre esterrefatto da un'altra cosa, che quella pista dello spaccio era oggetto di un'indagine della Guardia di Finanza di Como molto approfondita. Infatti Abdi Qais dice alle Iene: andate a sentire i nomi, che io non faccio adesso, non li faccio in televisione, ma andate a sentire i nomi di quelli che erano stati intercettati, di quelli che erano i clienti, eccetera. Quindi quei nomi esistono, sono stati fatti, sono stati oggetto di un'indagine che voi non avete mai potuto però consultare, perché quegli atti di quell'indagine, le intercettazioni delle quali parla Abdi Qais, sentitele, voi non avete mai potuto ascoltarle. Ma è possibile che l'appartamento oggetto, teatro della strage, oggetto dello spaccio e di attività di spaccio, intercettato dalla Guardia di Finanza di Como, non debbano essere rese disponibili a voi, avvocati difensori di due imputati poi condannati per quei fatti lì della strage avvenuta in quell'appartamento? Voi non possiate metterci le mani sopra. Io questa cosa la reputo incredibile. Così come le domando, che portata può avere ciò che ha aggiunto Abdi Qais rispetto al coinvolgimento di personalità illustri in questa vicenda dello spaccio? Lei ha detto bene, i fatti sono fatti. Quindi quando non si fa chiarezza in un senso o nell'altro su un fatto storico, è ovvio che ritorna di nuovo, perché senza una chiarezza è chiaro che
le problematiche sono tante, quindi chi si è augurato, magari si mette una pietra sopra in questo modo con le 2 sentenze, quello che dicevo prima, insomma, se ci sono determinate circostanze che avrebbero avuto la necessità di un approfondimento e non sono state approfondite, quelle circostanze lì restano appese, e molto spesso quando si cerca di mettere la polvere sotto il tappeto, prima o poi quel tappeto verrà sollevato e si troverà tanta polvere. Quindi è chiaro, adesso noi abbiamo Abdicais che oltre a quello che aveva detto prima aggiunge quello che avrebbe potuto dire nel corso magari del dibattimento, laddove la Corte d'Appello di Brescia l'avesse ascoltato. Fosse stato sottoposto a interrogatorio e controinterrogatorio, avrebbe detto le stesse cose. Magari avrebbe detto le stesse cose, nessuno l'ha ascoltato per quell'errore lì, perché è stato considerato, diciamo, un test già sentito, quando in realtà non venne sentito durante i processi e durante la fase delle indagini preliminari. E poi ci sono chiaramente questi punti interrogativi, il punto interrogativo degli atti della Guardia di Finanza, cioè ai quali noi non abbiamo avuto accesso nonostante le richieste, cioè di quell'indagine che la Guardia di Finanza stava effettuando a ridosso e a cavallo e anche successivamente rispetto alla strage. E proprio quell'indagine poi, o parte di quell'indagine, l'indagine precedente, prima della strage, aveva portato proprio all'arresto di Abdicais, che faceva parte del cosiddetto gruppo di Merone, dei fratelli di Azuz. Vennero condannati in via definitiva proprio per quell'attività di traffico che veniva fatta tra Erba, piazza del Mercato adiacente a via Diaz, e Merone. Quindi ha raccontato, diciamo, Abdicais, che dobbiamo considerare un soggetto direttamente interessato, cioè con una conoscenza diretta. Abdicais era residente, per esempio, nella casa della strage. Oggi dice ben altro, dice altre cose ancora. Io non so se Abdicais è attendibile, non è attendibile, dice il vero, dice il falso, questo non lo so, probabilmente ecco, non lo sapremo mai, o meglio, lo sapremo solo e soltanto laddove qualcheduno lo sentisse e laddove ci fosse poi successivamente un eventuale processo. Altrimenti tutte quelle dichiarazioni che ha fatto sia in precedenza sia recentemente restano lì appese. A corroborare, avvocato, sempre per rimanere ai fatti raccontati, ma che meritano assolutamente un vaglio, perché altrimenti rimangono punti di domanda terrificanti e inquietanti, mi perdoni gli aggettivi, certo, ma io li trovo appropriati. A corroborare la narrazione di Abdicais c'è anche quella della consorte del defunto maresciallo Nesti, che se non sbaglio era il vicecomandante dei carabinieri di Erba, sì, al tempo in cui lo era il comandante del luogotenente sì, Gallorini, che partecipò pienamente alle indagini, sì. strage. Rosa diede lo scontrino e poi ce ne parliamo, fece l'irruzione in casa subito dopo la strage in casa dei coniugi. Allora, la moglie e la compagna del maresciallo Nesti, che è stato poi trovato morto in circostanze non del tutto limpide qualche anno fa, la moglie ha raccontato che il marito era solito portare a casa parte della droga sequestrata agli spacciatori, per uso anche personale e non solo, e che aveva accumulato un dossier relativamente a una serie di vicende, presumo anche quella relativa alla strage di Erba, nonché un sacco con dei reperti, compreso un coltello, se non vado errato. Non mi paiono dichiarazioni di secondo piano o di poco peso, fatte dalla consorte, dalla compagna del defunto maresciallo. Lei ha raccontato anche che tutto questo materiale, i dossier, le armi, il sacco con le prove, determinati oggetti, le ha portate ai carabinieri di Lecco, quindi non sono scomparsi, sono stati consegnati ai carabinieri di Lecco. Qualcuno sentirà il bisogno di appurare la verità di queste dichiarazioni? In questo caso io naturalmente non mi esprimo sulla verosimiglianza, l'attendibilità di questa persona che è stata sentita in questa trasmissione e che dice determinate cose che sono chiaramente dei fatti e delle circostanze di un certo spessore.
che insomma qualcheduno probabilmente anche lì dovrebbe sentire la necessità di approfondire per vedere è vero, è falso quello che ha narrato questa signora in questa trasmissione giornalistica. Certo, fosse vero quello che lei dice, sarebbe necessario appunto approfondire, perché non sono, diciamo, delle dichiarazioni di poco conto, certamente. Ma No? chi ha il compito di approfondire queste In questo dichiarazioni? caso, diciamo, io penso che il compito di approfondimento, quando si parla Queste, mi di scusi, queste avvocato, cose, tecnicamente parlando, sono o no notizie di reato? tecnicamente, ripeto, dipende, cioè il discorso del consumo oppure per uso personale della sostanza stupefacente. Sequestrata però in veste di carabiniere. Ecco, questo è chiaro. Infatti bisognerebbe che l'autorità giudiziaria approfondisse determinati aspetti. Certo, è chiaro, anche dei corpi di reato che vengono, così come ha narrato questa signora, laddove fosse vero, imbustati tenuti in e un tenuti luogo in un luogo, è chiaro che è privato, anche perché a quel punto privato, certo, non si può fare. Quindi, insomma, per questo ci vorrebbe chiarezza, chiarire questi aspetti che sono, diciamo così, in generale preoccupanti. Un'altra cosa che è emersa dal lavoro giornalistico, che la Corte di Brescia reputa completamente inaffidabile, la cosa mi fa sorridere tragicamente, amaramente, ma è emersa una cosa che ha il sapore del fatto importante e riguarda il famoso scontrino che nella notte della strage Rosa Bazzi fornisce ai carabinieri, allo stesso maresciallo Nesti di cui parlavamo poco fa, no? Questo scontrino intanto non viene verbalizzato subito quella notte stessa, no, quando viene consegnato da Rosa Bazzi al carabiniere. Sì. Verrà diciamo, messo a verbale 5 giorni dopo, se non sbaglio, no? Ma si scopre una cosa interessante adesso, molto interessante, che ci sono diversi testimoni che senza ombra di dubbio raccontano di aver visto Rosa Bazzi o Lindo Romano la sera della strage intorno alle 9:15, 9:30, 9:45, già presenti insieme ad altre persone, ovviamente, alla folla, nella corte dove ci fu il massacro. Lo stesso Carlo Castagna dirà in udienza, se non mi ricordo male, in tribunale, che lui vide Olindo Romano prima di sentirsi male e lo vide quando arrivò intorno alle 21:40, 21:45. Ci sono queste testimonianze. Peccato però che lo scontrino, che risulta verbalizzato 5 giorni dopo la presunta consegna al carabiniere, rechi l'orario stampigliato sopra della cassa alle 21:45. Ci sono dei pochi minuti che ballano perché ho 7-8 minuti che ballano perché la macchina era tarata in maniera non corretta, però quindi sono 7-8 minuti, diciamo pure 21:38. 21:45. Il range 21:38 e 21:45. In ogni caso è incompatibile l'orario dello scontrino con il fatto che Lindo, Romano e Rosa Bazzi siano stati visti dalle 9:15 in avanti nella corte teatro della strage. Sì. Questo non è un fatto nuovo, avvocato Schembi? Sì, fosse così sarebbe tecnicamente un fatto nuovo, certo. Innanzitutto, diciamo... mi permetta di dire che induce a considerazioni non proprio lusinghiere circa l'attività A di repertazione dello scontrino in questione, B del modo in cui questo scontrino entrerà negli atti 5 giorni dopo la notte della strage. Perché quello scontrino lì da dove arriva, in poche parole? Da dove arriva lo scontrino? Se avessero ragione i testimoni, cioè quell'orario diventa assolutamente incompatibile con lo scontrino di Como, del McDonald's di Como. Ecco, adesso io lascio perdere... Como o erano a Erba. È ovvio che stiamo parlando di una cosa... non mi puoi battere lo scontrino alle 21:45. Gigantesca, sarebbe una cosa gigantesca. Se c'è gente della corte di Erba che mi vede alle 21:15, 21:30, come ha già testimoniato, peraltro, no? Già raccontato. Certo, hanno raccontato chiaramente dei giornalisti, vedremo questo aspetto che peraltro diciamo potrebbe essere supportato anche da una prova di carattere documentale che sarebbe a tutti gli effetti una prova nuova, perché
da quello che ho potuto vedere nella trasmissione, nell'esperimento che è stata fatta e nell'approfondimento che hanno fatto anche degli esperti, degli ingegneri, dei tecnici. C'è un altro fatto che corrobora la loro presenza lì. Ecco, la presenza in erba di Olindo e Rosa è corroborata proprio da un dato documentale che diventa l'accensione di una lavatrice, il consumo dell'energia elettrica. Quello insomma diventa un punto certo, laddove fosse così. Cioè chiaramente noi faremo i nostri approfondimenti laddove fosse così, però noi abbiamo proprio una fotografia, quella che non hanno recuperato le Iene nel servizio, hanno anche indicato di avere contattato diversi fotografi per avere le fotografie del momento nel quale Rosa e Olindo arrivano nella corte, ma diciamo perché tramite metadati avrebbero potuto accertare proprio l'orario. Però i fotografi sono rifiutati di dare queste fotografie. Però diciamo il consumo dell'energia elettrica diventa più che una fotografia. Questo è il fatto. Alle 21:45 4 esperti diversi, professori universitari interpellati dalle Iene, tabulati dell'Enel dell'energia elettrica alla mano, dicono qui è stata accesa la lavatrice. Tra le 21:45 e le 22. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno cari amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Se volete prenotare il nostro olio tramite il sito, vi ricordo olioacerbis.com. Lì entrate e vedete la nostra azienda, ma trovate anche nella sezione cosmetica la nostra linea La Bava di Lumaca Rimas. Sono già tantissimi anni, più di 18 anni che le nostre amiche, in modo particolare in questo periodo, ordinano la nostra crema alla bava di lumaca. Attenti alle parole, attenti, eudermica e certificata da BioCert Italia come crema biologica. A cosa serve la crema alla bava di lumaca e Rimas della Acerbis? Combatte le rughe, scottature, psoriasi, dermatiti, cuperos, elasticità della pelle, idratazione, scottature, insomma una crema a 360 gradi. Ma ricordo, crema biologica, l'offerta, siamo in raccolta negli allevamenti convenzionati in questi giorni perché poi le chiocciole vanno a dormire. Attenti perché è una cosa davvero fuori di testa. Una crema alla bava di lumache biologiche o dermica Rimas 35 euro, ma 3 Rimas, 3 non hanno scadenza, siete a posto fino a settembre, 79 euro. Chiamate 030 68 40 408, produzione limitata, oppure olioacerbis.com, sezione cosmetica. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Quindi prima delle 22, sì. Ecco, questo si può dire. Questo significa però che, siccome quella lavatrice non era programmabile, che quando Rosa Bazzi entrò in casa accese la lavatrice, e ciò significa che rispetto all'ingresso in casa dobbiamo sempre calcolare un quarto d'ora prima, perché noi sappiamo che arrivarono, parcheggiarono in Piazza del Mercato, da Piazza del Mercato a piedi andarono in casa, verso la corte, lì incontrarono un avvocato che informò i due coniugi di ciò che era avvenuto. Entrò pure un vigile del fuoco in casa prima di far entrare la signora Bazzi, quindi Rosa, e quindi qualche altro minuto passò, quindi un quarto d'ora dopo rispetto all'arrivo Rosa Bazzi restò a casa da sola senza il vigile del fuoco, e in quel frangente evidentemente ha acceso la lavatrice. C'è stato fatto un esperimento tramite la stessa lavatrice che avevano Rosa, lo stesso modello, e il consumo è proprio sovrapponibile. Cosa importante, non era programmabile, quindi dovevano essere fisicamente lì per accenderla, sì, per farla andare. Sì. E questo chiaramente si riverbera innanzitutto sulla domanda che lei ha fatto.
chi ha preso lo scontrino a Como? Perché certamente fosse così, lo scontrino non può riportare l'orario delle 21:38, perché o erano, come dice, o 45 con i 7 minuti, perché o erano a Erba o erano a Como. Questo è E un il dato, punto di domanda certo. sullo scontrino, a mio giudizio, viene rafforzato dal fatto che viene verbalizzato 5 giorni dopo. Oltretutto, diciamo, Rosa quando consegnò quella sera, quando irruppero in casa loro i carabinieri, che poi presero proprio, guarda un po', dalla lavatrice gli indumenti che Rosa evidentemente aveva lavato qualche ora prima, insomma, no? È chiaro che Rosa consegnò quello scontrino, perché naturalmente anche un bambino si sarebbe accorto che sospettavano di loro. Cioè, dopo mezzanotte fecero ingresso in casa, sequestrarono i vestiti, controllarono la lavatrice, perquisirono la casa, poi passarono alla macchina e a quel punto gli chiesero evidentemente dove erano stati. Intorno a quell'ora Rosa disse: siamo stati al McDonald's, andò in borsa, cercò e Allora, trovò uno scontrino. certo è che se la verità fosse quella che Olindo Romano e Rosa Bazzi hanno raccontato il primo giorno del primo interrogatorio, quando vengono arrestati l'8 gennaio 2007, e con gli orari relativi, tutto tornerebbe. Se loro fossero partiti da Erba, come hanno dichiarato, alle 19:30, le cose tornano. Sì, dopo le 19:30 le cose tornano, tant'è che questi nuovi, chiamiamoli questi tecnicamente nuovi elementi, non solo pongono in dubbio, o anzi qualcosa in più, lo scontrino, quindi chi ha preso quello scontrino, perché quello scontrino non può essere quello consegnato da Rosa, fosse così. Certo. E quindi loro non erano a Como alle 10:15. Sicuramente non erano a Como, se erano a Erba non potevano essere a Como. Quindi è il primo aspetto. L'aspetto, oserei dire, ancora più importante però è che diciamo, questo elemento, laddove fosse verificato, previa verifica di tutto, è chiaro che va anche a impattare direttamente sul loro alibi, perché diciamo è dimostrativo, potrebbe essere dimostrativo del fatto che all'ora del delitto Rosa e Olindo non erano sul luogo del delitto, ma erano già usciti di casa per andare a Como al McDonald's. Erano usciti di casa tra le 7:30 e prima delle 8, quindi il delitto è avvenuto tra le 20 e le 20:30, quindi è chiaro che i tempi a quel punto, se i testimoni... loro sarebbero dovuti uscire, così come dice la sentenza, dopo le 20:30. Dopo le 20:30. Ma se li hanno visti di nuovo a Erba alle 21:30, 21:40, 21:45, non c'era il tempo materiale per partire dopo le 20:30 dalla corte, fare tutte quelle operazioni, cioè lavarsi, svestirsi, fare i sacchi, fermarsi per fare i sacchi, andare a ruscello, eccetera, eccetera. Non c'era la possibilità materiale, non ci sarebbe stata la possibilità materiale di tornare alle 21:30, alle 21:40, ma neanche alle 22 e neanche alle 22:05, neanche alle 22:10, neanche alle 22:15. Quindi è chiaro che stiamo parlando di aspetti, oserei dire, fondamentali, perché vanno a impattare non solo su lo scontrino, perché chi l'ha preso questo scontrino, è chiaro che uno se lo dovrebbe chiedere con forza poi, ma vanno a impattare addirittura sull'alibi, che è l'aspetto più importante, insomma. No. Certo, loro non stanno insieme le due cose, non possono stare insieme. Ma io posso confessare, naturalmente, dice c'è uno che mi ha visto, la confessione, tutte le criticità che ci siamo detti, eccetera, eccetera, eccetera. Però se io ho confessato un delitto e all'ora del delitto ero altrove, non posso essere l'autore. Insomma, questo mi sembra abbastanza chiaro. Se un tizio mi ha visto compiere il delitto, ma io ero a 50 km di distanza, è chiaro che evidentemente avrà visto male, o ci sono altri aspetti, quegli aspetti di cui noi abbiamo parlato a lungo e che abbiamo rappresentato al giudice della revisione, che evidentemente non sono stati tenuti in considerazione. Avvocato, in che modo tutte queste novità verranno canalizzate verso un eventuale, non so se
se è il caso di parlarne adesso, ma richiesta di revisione, è ipotizzabile un'ulteriore richiesta di revisione? Un'ulteriore richiesta di revisione è sempre ipotizzabile, perché il codice consente naturalmente in caso di elementi nuovi di poter presentare una o più richieste di revisione, no? Quindi non viene impedito a chi già l'ha presentata di riproporne una nuova. È ovvio che ci vogliono degli elementi nuovi, e ci vogliono degli elementi nuovi di un certo questo spessore. scontrino è un elemento nuovo. Se le cose... Beh, tecnicamente lo scontrino, più che un elemento nuovo, diciamo che va sotto altre lettere, però allo stato è prematuro parlarne, perché insomma... cioè, se lo scontrino insomma non è il loro, è chiaro che c'è qualcosa che deve essere approfondito, cioè se non è lo scontrino che hanno dato quella notte loro, insomma allora, se io mi metto dal punto di vista proprio di chi guarda, del pubblico, io ho visto un servizio, ho sentito parlare delle persone che testimoniano che hanno visto Olindo e Rosa in un orario variabile tra le 21:15 dice un testimone e le 21:45 dice un altro, compreso Carlo Castagna. No? Se fosse vero, allora possiamo escludere che loro abbiano preso quello scontrino delle 21:45. È impossibile. Chi l'ha preso quello scontrino questo delle 21:45? Questo allo stato io non lo so. Non loro. Certamente non loro. E questa è una novità. Che taglia, che taglia la testa al toro. Questa è una novità, ovviamente è una novità. Cioè, da un lato c'è già questo aspetto, l'aspetto dello scontrino, che apre poi un altro capitolo, che è il capitolo dell'alibi. Il capitolo dell'alibi è retto tecnicamente da una novità. Innanzitutto le nuove testimonianze, le potenziali testimonianze, ripeto, perché io devo parlare, chiaramente io ho visto il servizio come l'ha visto lei, quindi laddove fosse vero... Le persone hanno parlato in maniera chiara, non è che hanno detto quindi se fosse così, fosse confermato, è chiaro che è un primo aspetto. Il secondo aspetto documentale, che corrobora proprio le dichiarazioni dei testimoni, quindi si sposa perfettamente la cosa come orario, è diciamo l'energia elettrica, quindi accertare tramite chiaramente un esperimento, una consulenza tecnica, e il consumo che c'è stato. E questo è anche tecnicamente un elemento nuovo, perché diciamo è un elemento si affianca a chi dice di aver visto e a chi ha raccontato di aver visto. Quindi tecnicamente possono essere considerati potenzialmente elementi nuovi, e poi naturalmente sarebbero elementi di un certo spessore, è chiaro. Allora, quindi è tutto chiaramente è tutto da verificare, diciamo, da parte nostra eventualmente, però vedremo. Ecco, in tutto questo ci sono due autorità giudiziarie che prima ancora che venissero alla luce questi elementi nuovi di cui abbiamo adesso parlato, sono state chiamate in causa dal dottor Cuno Tarfus, come accennavo prima. Sono le autorità, o meglio, le procure di Perugia e di Venezia, chiamate in causa dal dottor Tarfusser in relazione alle sentenze di mancato accoglimento della revisione di Brescia e della successiva sentenza di Cassazione. Quindi le procure competenti su Brescia e Venezia, su Roma e Perugia. Perché le chiama in causa il dottor Tarfus? Per motivi che mi sembrano, nel suo esposto chiarissimo, ne abbiamo parlato con l'avvocato Soblu qualche settimana fa, molto chiari. Il dottor Tarfus dice: io sottopongo il mio esposto denuncia a queste autorità giudiziarie perché ho ravvisato nelle sentenze di Brescia e della Cassazione un pregiudizio strutturale, un vero e proprio pattern, lui lo chiama, cioè un modo preciso di agire teso a una cosa sola, a non voler ammettere il giudizio di revisione, a negare il carattere di novità delle numerose novità che voi avevate proposto alla Corte di Brescia. E questo pregiudizio strutturale, secondo Tarfusser, si concreta con azioni molto gravi nella sua denuncia, perché la Corte di Brescia, in primo luogo, non prende in considerazione e non valuta fatti esistenti. 2. Prende in considerazione fatti non esistenti, spacciandoli per esistenti. 3. Ha del tutto ignorato gli argomenti sottoposti alla sua valutazione. 4. Ha capovolto la gerarchia delle fonti del diritto perché ha escluso la richiesta di revisione avanzata dal dottor Tarfus per una questione di regolamento interno alla Procura Generale, che è, come dire, il regolamento di condominio, dice Tarfus, prevale sulla legge. Sono motivi molto gravi.
io vorrei il suo giudizio da uomo di legge. Certo, lei è l'avvocato difensore di Olindo e Rosa, Guardi, ma il fatto di dire che questi magistrati hanno preso in considerazione, hanno omesso di considerare fatti esistenti, hanno considerato fatti inesistenti spacciandoli per veri, hanno ignorato gli argomenti sottoposti alla loro valutazione, detto da un magistrato con 40ennale esperienza come il dottor Tarfus, non è un'accusa da poco. Beh, infatti io chiaramente faccio il difensore, quindi il dottor Tarfusser ha fatto il pubblico ministero, il procuratore capo, il procuratore generale, e quindi per quanto mi riguarda quegli aspetti, diciamo, io li ho affrontati tramite il ricorso in Cassazione. Ecco, cioè, certo, perché il dottor Tarfus, faccio un esempio, dice: guardate quella famosa traccia ematica sul battitacco dell'auto di Olindo. No, voi scrivete in sentenza, colleghi giudici di Brescia, che le fotografie immortalano chiaramente l'effetto bagnato derivante dall'aspersione del lumido. Questa affermazione è falsa, scrive Tarfus, perché lì non c'è nessun effetto bagnato e tantomeno c'è alcun segno della famosa macchiolina di sangue. Questo è un falso, dice il dottor Tarfus. No, è un'affermazione falsa, posta a fondamento di una sentenza. Sì, cioè lui scrive evidentemente questo e naturalmente dalla sua ottica ha chiesto probabilmente una valutazione di questi aspetti. Così come sul caso del signor Frigerio, dice: voi scrivete che l'intossicazione da monossido di carbonio, che sarebbe poi alla radice dei suoi problemi di memoria e di falsa memoria, non è documentata medicalmente agli atti. E invece no, è il contrario, dice: è come se è documentata agli atti. Come fate a scrivere in sentenza che non c'è? Sì. Beh, sì, purtroppo sono state scritte queste cose che non risultano, o meglio, risulta l'esatto contrario. Ecco. Quindi è chiaro che noi ci siamo, come posso dire, abbiamo dovuto necessariamente assorbire il colpo, però naturalmente leggere... E ancora dice Tarfus, leggere queste cose. Voi avete scritto in sentenza che le intercettazioni di Mario Frigerio in ospedale erano già state ascoltate in aula. Assolutamente mai accaduto. No. Cioè, assolutamente no, quindi è chiaro. Così come il colloquio tra il luogotenente Gallorini e Frigerio il 20 dicembre in ospedale, nel quale Gallorini farà 9 volte il nome di Olindo Romano al povero Frigerio, con ciò impiantandogli una falsa memoria. Questo lo dicono gli ordini di neuroscienziati. Questa cosa, dice, l'abbiamo già sentita. Non è mai stata sentita questa intercettazione in aula durante il procedimento. No, è chiaro, cioè, ci sono delle affermazioni, per errore, peraltro, contenute in quei provvedimenti che chiaramente non corrispondono agli avvenimenti. C'è un altro episodio che mi richiama la storia dello scontrino, no? Qualcuno dovrà spiegare perché lo scontrino che Rosa consegna la notte della strage al carabiniere Nesti verrà verbalizzato 5 giorni dopo. È un'anomalia. Così come quando il luogotenente Gallorini il 20 dicembre va ad ascoltare Frigerio, scriverà: ma il 4 gennaio... Scusi se la fermo, sì. Qui purtroppo c'è stato, diciamo, un processo bizzarro, ecco, diciamo così. Sono passate e continuano evidentemente a passare delle giustificazioni a proposito dei verbali che sembrano le barzellette sui carabinieri, ma eppure sono passate. Cioè, adesso dello scontrino 4 giorni dopo, io oserei dire, rispetto a quello che è passato nei processi all'epoca, in ordine sempre sulla traccia ematica, quando si diceva che i carabinieri praticamente si offendono se non firmano i verbali, questo è stato detto al processo, per giustificare che vi era un verbale che attestava che 4 carabinieri avevano perquisito l'auto di Olindo e che quindi la presunta traccia ematica, siccome gli stessi carabinieri erano stati sulla scena del crimine, nella perquisizione che era stata effettuata con le stesse scarpe con le quali diciamo, avevano calpestato il sangue, poteva essere il frutto di una contaminazione innocente. Quindi, per ovviare a questa problematica, è stato dichiarato dai carabinieri che sostanzialmente quei verbali che avevano firmato 4 carabinieri erano stati firmati dai quei 4 perché quei 4 si sarebbero offesi, anche se nessuno di quei 4 che erano stati sulla scena del crimine aveva effettuato la perquisizione.
E scopriamo poi, a distanza quindi di qualche anno, che in realtà la perquisizione e il sequestro del materiale in macchina aveva effettuato un quinto carabiniere, che era l'unico della stazione di Erba che non era stato sulla scena del crimine, che però sostanzialmente evidentemente non si offendeva, perché l'autore della perquisizione non aveva firmato il verbale. Ecco, quindi diciamo che queste cose io non le ho mai sentite, mai diciamo tantissimi anni che faccio faccio l'avvocato, l'attività. Ecco, sentire queste cose e anche che queste dichiarazioni siano passate davanti a una corte d'assise come se fosse l'acqua fresca, sinceramente non mi sbalordisco su un verbale che bene o male gli stessi carabinieri avrebbero fatto 4 giorni dopo. Insomma, no? Certo. Magari stavano litigando perché dice ci offendiamo se dovevano firmare tutti, si dovevano raccogliere tutti, non lo so. A Erba non so come si operava all'epoca. A proposito di verbali, il dottor Tarfusser fa un'altra accusa precisa e dice che un altro verbale è falso. È il verbale che stenderà il luogotenente Gallorini sul suo incontro con Frigerio in ospedale. Lo stenderà e lo accluderà a dati che non c'entrano nulla, le perizie elettriche, eccetera, di 15 giorni dopo. Sì. No? Lui va il 20 dicembre e il verbale comparirà il 4 gennaio. Sì. Anche qui abbiamo 2 settimane di vacazio, sì. come dire. Ma quello che sottolinea il dottor Tarfusser è un aspetto estremamente importante. Perché nel verbale, che compare 15 giorni dopo, il luogotenente Gallorini scrive che Frigerio non poteva escludere che il suo aggressore fosse in quel verbale c'è di più, non solo c'è scritto non poteva escludere, c'è anche scritto che Frigerio ebbe a dire quel giorno lì che il suo aggressore poteva essere Lolindo. Poteva essere certo, Lolindo. certo. No, non esclude, no, cioè, poteva essere. In formula dubitativa, però poteva essere Lolindo. Cosa che invece uno ascolta la registrazione e non c'è. Per quello, scrive Tarfusser, è una notazione falsa, quella fatta da Gallorini. Certamente non è riportato quello che dice Frigerio. Frigerio sostanzialmente non ha detto che il suo aggressore poteva essere Lolindo. Allora, un magistrato non parla a caso. Il dottor Tarfusser scrive come falsamente annotato da Gallorini. Noi la revisione, così come il dottor Tarfusser, l'avevamo chiesta anche ai sensi della lettera D, no? È passato un pochettino dell'articolo 630 del codice lettera D. Che quindi, significa? Praticamente di valutare che se c'erano delle difformità sugli atti che in qualche modo avevano impattato degli atti, no, di causa, che avevano avuto un impatto sulla sentenza di condanna. Tra queste nostre, tra virgolette, segnalazioni, che sono state un attimino, diciamo, accantonate, perché vede, le motivazioni non sono chiare, ecco, non sono state affrontate, diciamo così. C'era anche il discorso di questo verbale del 20 dicembre, perché i nostri tecnici che hanno ascoltato la conversazione del 20 dicembre, ho fatto pure io sinceramente che Frigerio abbia detto al luogotenente Gallorini che poteva essere Lolindo, mai. Anzi c'è tutt'altro, quindi voglio dire. È come se la cava la Corte di Brescia su questo punto. Dice, ma non è vero che Frigerio ha mentito. Non ho capito, io ho letto la motivazione, ma infatti non è vero che Frigerio ha mentito. Quello che ha detto ma il punto non è che Frigerio ha mentito, ma infatti, il punto è che ha mentito Gallorini. Io per questo ho detto, tra virgolette, sviate, perché noi avevamo, diciamo, proposto dei quesiti ai sensi del 130 lettera D che non sono stati risolti in un modo o nell'altro. Per la tracematica, sa che cosa si dice sul 630 lettera D? Che sì, ha ragione la Corte d'Appello, ma in ogni caso, dice la Corte di Cassazione, se avesse ragione la difesa, questo è il senso, ci sarebbero le altre 2 prove. Lì il problema è un po' diverso, perché al di là della, dicevo io, della condanna oppure dell'innocenza, della colpevolezza, diciamo così, l'ipotesi era un'altra lì, perché voglio dire, laddove avessimo ragione noi, ci sarebbero stati degli errori eventualmente o colposi o di altra tipologia, dolosi, quindi eventuali ipotesi di reato. Questo modo di ragionare conferma il pattern, come lo chiama anzi il dottor Tarfusser. C'è un modello, no? Un imprinting, uno schema, per cui
non si vuole aprire la revisione. No, ma detto questo, ripeto, io quando dicevo io faccio l'avvocato, quindi cioè, noi non proponiamo, non costruiamo reati, noi diciamo inquadriamo dei fatti e quindi formuliamo sostanzialmente delle richieste e delle ipotesi, poi diciamo è competente l'autorità giudiziaria per eventuali ipotesi di reato. Noi rappresentiamo solo e soltanto dei fatti. Così ce l'avamo permessi di fare nella richiesta di revisione, insomma, no? Ultimo punto che rimane in sospeso, perché nessuno ha dato risposta a questo quesito, è quello che voi ponete in merito alla scomparsa di intercettazioni telefoniche e ambientali in questa indagine. No? Ce ne sono di mancanti in momenti cruciali delle indagini. Non stiamo a ripercorrere tutta la questione, però lo stesso dottor Tarfus nella sua denuncia scrive, credo con un'ottima ragionevolezza, che la scomparsa di queste intercettazioni in momenti e giorni centrali delle indagini è ingiustificata, ingiustificabile, ma la cosa più stupefacente è che nessuno si chiede perché sono sparite, chi le abbia fatte sparire, dove sono finite, se possono essere recuperate. Certo. Perché nel server della procura ci dovrebbero essere. Peccato che voi mi hanno detto lì non ci mettete. Noi abbiamo fatto delle richieste e non ce l'hanno fatte mettere le mani, no? Per cercare di recuperare oppure per capire il motivo per il quale non si trovano magari queste intercettazioni, no? Che sono parecchie, plurime intercettazioni in momenti topici delle indagini. E quindi è chiaro che, insomma, anche questo diventa un punto interrogativo che evidentemente non interessa più di tanto all'autorità giudiziaria, insomma, no? C'è poi la società, diciamo, Waylog, che ha gestito la digitalizzazione di queste intercettazioni, posseduta da una fiduciaria svizzera, in larga parte riconducibile a non si sa chi, cioè ad io anonimi. già questo lo dicevo 6 anni fa. Ancora noi non abbiamo avuto risposte sul 40% all'epoca, insomma, del capitale sociale di questa Waylog che svolgeva per la Procura della Repubblica dei compiti delicatissimi quali sono le intercettazioni telefoniche ambientali, e se ne è occupata anche in parte anche per la strage di Erba. Però diciamo le nostre richieste anche in questo caso sono rimaste inevase. Allo Stato nessuno ci ha fatto sapere chi c'è dietro questa fiduciaria. Oltretutto aggiungo, l'abbiamo accennato prima, un carabiniere che si è occupato delle indagini su Erba ha dichiarato, Giovanni Tartaglia, nome e cognome, voi l'avete proposto all'attenzione della Corte di Brescia per la revisione, che dietro a questa società, per ora anonima, c'è in realtà una persona coinvolta nelle indagini sulla strage di Erba. Tutto da verificare, ma questo qui non lo so. Questo rimane però un punto interrogativo. Ma al di là di chi c'è o chi non c'è, al di là addirittura della strage di Erba, a meno che non ci siano problematiche particolari di tenere il 40% coperto per una società che ha questi compiti delicatissimi, cioè, insomma, il cittadino dovrebbe sapere, cioè, voglio dire, chi c'è dietro una società che lavora con lo Stato. Questo dico. Ci saranno delle ragioni particolarissime per le quali questo aspetto non può essere conosciuto, evidentemente. Perché allo Stato, ripeto, a distanza di 5-6 anni, perché abbiamo fatto un incidente di esecuzione e anche all'interno del quale avevamo detto ma chi c'è dietro questa società? Evidentemente nessuno ha sentito l'esigenza, la necessità di comunicarlo, di comunicare Quali sono le motivazioni per cui le vostre richieste sono state respinte, rigettate, non è stata data risposta? Con quali motivazioni? Di segreto dello Stato? No, il segreto di Stato non è stato, non è stato apposto nessun segreto di Stato. E quindi per questo mi sembra un'informazione abbastanza... Poi, oltretto, mi scusi, ma a voi interessavano le intercettazioni relative alla strage di Erba, non a eventuali segreti di Stato. Noi interessava entrare nel server della Procura della Repubblica con dei consulenti, ovviamente, quindi per la parte relativa solo e soltanto alla strage di Erba, per capire se fosse, cioè volevamo vedere e tastare la possibilità di eventualmente recuperare quelle intercettazioni mancanti, oppure comprendere il motivo per il quale quelle intercettazioni mancano, che sono veramente tante. Questa possibilità ci è stata negata e quindi noi più che
fare delle richieste e motivarle, non possiamo far altro. In questo caso ce l'ha negata il giudice dell'esecuzione, che tecnicamente era sempre la Corte d'Assise Certo, di che Roma. però ha dell'incredibile, come nota il dottor Tarfus, che nessuno si sia posto il problema neanche in sede di Corte d'Appello di Brescia. Siamo in revisione, si poteva fare chiarezza Ma io, cioè, anche su questo onestamente, punto. questo, ripeto, mi ha lasciato sempre basito, perché voglio dire, al di là di tutto, insomma, sapere che fine hanno fatto quelle intercettazioni, comprendere quantomeno questo, capire chi c'è dietro la Wilog, mi sembra che sia un interesse di carattere generale, Certo. insomma, no? Che dovrebbe riguardare in primis l'autorità giudiziaria e poi naturalmente in quel caso anche la Corte d'Appello di Brescia, che era stata investita di una revisione, e quindi però così non è stato, insomma. Diciamo, sono poco curiosi, cioè non coltivano questo tipo di curiosità, non l'hanno coltivata. Okay, avvocato, dobbiamo chiudere la nostra conversazione. Le chiedo due cose molto banali, magari le faccio due domande stupide, ma la prima è relativa a ciò che intendete fare adesso, come vi muoverete adesso, alla luce anche delle novità di cui abbiamo parlato. La seconda ha a che fare con un caso mediatico che è quello di questi giorni, il caso di Garlasco. Anche lì si parla di revisione per Alberto Stasi, non sto a farla lunga, ma le chiedo semplicemente, dal suo punto di vista e con la sua ventennale esperienza sua e quella dei suoi colleghi sulla vicenda di Erma, c'è qualcosa che ritiene di avere, tra virgolette, imparato da questa vicenda ipermediatica del caso di Garlasco, magari anche dal punto di vista propriamente legale, diciamo, o giudiziario, o no? No, imparato no, cioè diciamo che anch'io faccio parte del pubblico, degli spettatori, quindi è chiaro che ho seguito tramite... No, c'è qualche elemento che le fa dire, non so, ho acquisito qualcosa di utile per quello che sto facendo in relazione alla strage di Erma? No, O qualche considerazione particolare? qualche considerazione particolare, io posso soltanto dire che sono dei casi sostanzialmente un po' diversi, perché Odin De Rosa sono stati condannati in tutti i giudizio, e invece Alberto Stasi è stato assolto sia in primo sia in secondo grado. Quindi per me il grosso errore, la genesi di tutto, è la Corte di Cassazione, che ha annullato nonostante ben 2 sentenze di assoluzione, e non solo 2 sentenze di assoluzione, addirittura il GIP, quando venne fermato, non convalidò il provvedimento, no? E non emise le ordinanze di custodia cautelare, ritenendo insussistenti gravi indizi di colpevolezza. Quindi il peccato originale è quello. Detto questo, naturalmente, siccome è molto difficile fare l'istituto della revisione, detto questo, ci sarà, diciamo, da percorrere da parte loro, per ovviare a quello che io considero naturalmente un errore giudiziario, una richiesta di revisione. È diverso il caso innanzitutto perché ci sono state queste 2 assoluzioni, ma è anche diverso perché sostanzialmente qui c'è a Garlasco una procura della Repubblica che ha fatto delle indagini, ha ritenuto di dover fare delle indagini, e quindi le indagini tecniche, quali intercettazioni che la difesa non può fare, ambientali e quant'altro. Qui torniamo su una vecchia questione. Consulenze e quant'altro. Quindi diciamo abbiamo una spinta che è molto diversa, insomma è come... però, e poi dall'altro lato adesso c'è come se alla fine l'opinione pubblica si dovesse dare necessariamente, a fronte di un errore giudiziario, necessariamente un colpevole, altrimenti diciamo non siamo appagati probabilmente. E questa, diciamo, potrebbe essere anche considerata sotto certi profili una stortura. Cioè, una persona dice, non è che se una persona è andata in galera per un errore giudiziario, allora deve essere necessariamente scovato un altro colpevole perché quella persona esca dalla galera e quindi venga ripagata in qualche modo, ristorata in qualche modo dall'errore giudiziario compiuto. Quindi sono delle problematiche diverse,
quella è un caso ormai attenzionato, è un caso diciamo che è diventato quotidianamente, ci sono trasmissioni su trasmissioni, e probabilmente in questo modo io penso che si possa addirittura perdere la bussola, cioè, e quindi la meta, che per uno sostanzialmente è la revisione, e per invece l'indagato attuale sarà un processo. I nuovi inquirenti chiaramente hanno degli elementi in mano, probabilmente hanno degli elementi, ma sono pur sempre degli indizi che dovranno essere vagliati e poi si vedrà, sarà un processo a stabilire. Intanto, per chiudere, avvocato, il caso della strage di Erba non è chiuso. Per quanto riguarda la strage di Erba, il caso attualmente non è chiuso, nel senso ci sono degli elementi che devono essere, tra virgolette, da parte nostra, ripeto, approfonditi, e questi elementi sono in astratto, una volta verificati, potrebbero essere estremamente importanti, no? Di un certo spessore, di una certa consistenza, e quindi vedremo. Allo stato dico, non è chiuso, ma perché lo dico ora, al di là degli elementi? Perché noi abbiamo sempre ritenuto che Olindo e Rosa siano estranei e quindi innocenti rispetto alla strage. Quindi è chiaro, c'è stata una profonda delusione per il rigetto della richiesta di revisione. Avremmo voluto un esito, avremmo voluto un esito diverso, e ci aspettavamo e ci auguravamo un esito diverso, e così non è stato. Avevamo portato già degli elementi di un certo spessore. Naturalmente però non ci volteremo dall'altra parte laddove ulteriori elementi che abbiano, diciamo, il carattere della novità possono in qualche modo supportare una richiesta di revisione. E ce ne sono tra quelli di cui abbiamo parlato. Su quelli tecnicamente sono da considerarsi elementi nuovi. Grazie. Grazie all'avvocato Fabio Schembri. Grazie a lei e grazie a tutti.